Intro su palatu de sa prefettura de Tattari, chi imperia da cara a Piazza Italia, su salotto de sa zittade, baduna de sa salas più spantosas de Sardigna. Este s'aula consigliare de sa provinzia, nodida comente Sala Asciutti, dai su numene de su pittore sicilianu chi l'ha decorata in sa seconda metade de s'Ottighentos. Intro bi sono doighi de Lamones, chi rappresentan sos moros bendados. Una de sas pinturas più famadas, chi si bi ponen appreziare, este s'intrada a Tattari de Giovanni Maria Angioi in sos annos de sa lotta antifeudale. A Saterala si bi mirada un'altra pintura manna de su mattessi artista, chi rappresenta sa proclamazione de sa Repubblica Tattaresa. In oghe e in cue si bi riconoscene so retrattos de s'omine e de sa femina chi hanno fatto storia sarda, da Amsicora a Eleonora d'Arborea. Sa satera salar de su piano nobile, decoradas dai sos pintores Giovanni d'Ancardi e Davide de Chiffer, riccas de prestigio signorile e de gale si sia de elementu de arredu, sun sos apposentos de su re e de sa reina e sa sala de sos ricevimentos. Saludos a tutti da Salvatore Daras, benvenutos ancora noi a Logos de Incanto, il programma che vi fa da conoscere Logos de Importo de Sardigna, da Sauca de Maria Giovanna Cherchi, e lo facciamo intervistando gente de Gabale. Oggi siamo in su salotto della città di Tattari, in Piazza d'Italia, e siamo in compagnia di un personaggio che è Bruno Rubattu, chi salutiamo, benvenuto Bruno. Isse è suo presidente storico, forse più amato che bestia in assoluto della Torres, artefice della promozione da esa Serie D a sa C2 e da esa C2 a sa C1, sì. Che è poi sa promozione che hanno bifizzola. Sì. Benvenuto con noi in questa trasmissione. Questa intervista che ti facciamo può parere un'eccezione, che noi stiamo intervistando massimamente artisti, gente di spettacolo, ma più si spettacolo di su calcio. De su calcio e dei sport, i sport in Tattari che narrare Dinamo e Torres. Tu sei uno che ti sei fatto a Sasola, come ti hai cominciato? Hai cominciato da operaio tu, da frailarzu? No, una volta ero frairaggio, e sono nato frairaggio. Dopodiché, a un certo punto, volevo fare concorrenza al principale e mi ha detto o lavori contro io o lavori contro io. E ho detto, ma partono solo come che posso dire zero alla lì? Allora posso fare un'ora a conto mio? No, ho trovato con me, dopo che mi dina un sabato, dopo che mi dina e a Venezia sane. Dopodiché sono diventato imprenditore. Ho avuto gli operai, lavorate conmigo e io ancora oggi, io ho 87 anni, ho 60 dipendenti, ma ho voluto usare 50 dipendenti. Io sono stato isso che a Rovelli, quando era venuta la metrochimica, ma lavoro non venne. No, un certo dottor Peralda aiuta a me e aiuta a te. E questo sono andato avanti. Adesso sono ancora imprenditore. Te che lo sanno, siamo fai dente che non vi pistino, tu sei classe 1936. 36. Come ti hai visto a Tattari di quei 2 anni? Nel 66, quando avevo 26 anni, Bruno Rubattu, ero in trasferta dove c'erano cimenterie, c'era rubato, perché sono stato anche molto ben voluto da pesanti erano padroni dei cementifici in Italia, no? E io ho avuto anche 250-300 dipendenti dove c'erano cementifici in Italia, si era rubato. Allora rubato è chessa. A un certo punto, a Monopoli, da cui avevo già d'Italia, mi ha dato la prima figliura e aiuta mia moglie, si chiama Sisi, mia moglie è ancora da pure viva. Andiamo a Sassari, mi sono 20.000 persone al produttore, trovo un posto di lavoro e faccio l'operaio. Fai tu, io sono da Sassari, ho dentro un travaglio a Monopoli, lavoravo con la TCT di Torino, arrivo a Sassari, al produttore e non c'è lavoro.
Se mentre un frairaggio da Bizzino, ringhieri, poggioli e cancelli davo del tu, e do ancora del tu, ho pigliato, fatto un'officina per l'Odorra, a 300 metri dalla petrochimica. Mica sono stato chiamato da un imprenditore per poter fare dei lavori dentro la petrochimica e sono 60 anni rento. Ascolta, tu sei facendo in Tattaresu, tu sei Tattaresu in Ciabi, si può dire? Io sono 6 in ciao. Tattaresu in Ciabi, come ti segnala di nuovo. Bravo, sì. Namu, spieghiamo a chi non si ascolta te che narra Tattaresu in Ciabi, chi ha saggiaese, desazzitate, dai 7 generazioni Tattaresu, no? E come ti hai visto a Tattari di 2 anni quando visti pizzino, che sei cominciato a tribagliare? Tanta fame. Se tu pensi che sono nato nel 36, al 40 viene la guerra, no? La seconda guerra mondiale. Mo. Io sono uno di sì, aiuto a mamma, a aiutarmi. È un pezzo di bani, io mi vedo, non me la giù bene. Fai adesso signora che vecchio proprio piano. Vedi, e di lì si va a parlare di dolce. Ha giocato la Ianna, e tu mamma si fa un po' di bene di dolce. Dice mio figlio, accetta. Apre un carascio, lo canterano. Accetta un po' di bene di dolce. Non buono diventa una cosa di razza, e mi lo bene. Io mi figlio, taglia la pezzaretta va. Quando la pezza, ha detto, ma Bruno, vai a un negozio, piglia mezzetto di estratto. Mi ha fatto la barra asciutta, un mezzetto di estratto, e ci ho mangiato. Un bene di dolce, ma mi ha fatto tagliare lo bene a pezzi, mi ha fatto tagliare però, non era pasta, però lo bani tagliato a pezzi, ha fatto barra asciutta e ci ho mangiato. Ah, tecio. 40, 45, prima diventa, non so, martiri di Sassari, 60 a campà. La lotta era a campà, non mangiavi rugghita, denti di vescia, fava, fagiolo dondo, cosa non fai? Pasti fagiolo, è come come si chiama, uno sì, mamma, come si chiama, pasti fagiolo, fa cosa? Che babbo aveva una campagna e piantava il fagiolo, no? Fagiolo babba. Quando pigliava e così diceva, pasti fagiolo, passi di, pasti fagiolo. La domenica babbo comprava un chilo di brodo, 900 grammi di d'osso e 100 grammi di garri e faceva lo brodo per lavare i minuti. E mio padre, Tullio, che era alto 1,80 m, ma sempre brodo così, perché non ticciava il brodo, no, la barra asciutta sì, e così sono andato avanti. E quanto figli in famiglia? Erano 6 maschi e una femmina. E babbo dove ti fa chieda? Babbo era zappatore prima e dopo è diventato il pugatore. Il pugatore significa l'aibo della riva, ha 7, 8 anni, 10 anni, bisogna pugarli, no? E babbo era un professionista, il pugatore, che aveva la quadra e Ricchi, la fucile della campagna, si chiamava babbo, no? Giuseppino, si chiamava Giuseppino babbo. E portami la rivale, no? E dubigliava la quadra e andava a puntare la rivale. In quale zona del Tattari vivias? Io sono nato da Trinidad. La Trinidad è a Sassari, di fronte al mercato civico. Lì a Trinidad. Io mi stavo piccolo chiuso di A, B, C, D, eccetera. Io dormivo qui in una casa di 30 metri quadri. Erano insetti. Dove c'era Vespasiano, cucina, tutto ammutolato. E questa zona del mercato come ti vedi? Tanto vai a più vita di come? Sì, ma quando andava, per noi, specialmente la Gavra Fiore, no? Che andavano a casa a mangiare, cosa mangiava? Un tronco di gaura. E si dicevano. A quanti anni hai saputo questa passione per lo sport? Da sempre la tenere? No, io sono nato a Torresino, perché a 8 anni, 10 anni, sto parlando dei 40, 45, 50, quando andavi a Dorsi era già nel 1912. Zitto. Andare a Dorsi bisognava pagare un biglietto. Ed io si diceva ai due zii, ai due vecchi, no?
è giovane, no, è un uomo, a me entra a Doris, attaccati, io mi abbiamo abbraczato, andava anche la bottiglia, il cancello, vedo il bigliettaio, vai da torrente, tu fai il biglietto tu, io via 10 anni, questo è il biglietto, manca a fare la puscia, in 76, un amico mi ha chiamato e mi ha detto, Bru, io c'azzia io, ero già imprenditore, vieni a fare un dirigente della Doris. E ho accettato l'invito e sono entrato a fare il dirigente della Doris. Tutti quanti io, un responsabile, a me datemi la responsabilità del cancello. A chi lo cancello? A che mi sono commentato in questo momento io per entrare a Doris, due abbiamo 2 zii, 3 zii, 4 zii, a chi era un bigliettaio, mi stava dove andare, no? E andavo a vedermi a Doris, dai Bru della Riva, diventa la tribuna est, si chiama tribuna est, viene dai Bru della Riva. E andavo a vedermi da Doris, dai Bru della Riva, no? Ma che fa la puscia? Divento dirigente della Doris. A Ribezzini, quando ho visto che attaccano i signori e stavano vedendo, no, poi non a base. Quando fruscia l'arbitro, tu a Trento, prima 10, 50, 100, 200, 300, fruscia l'arbitro tutto a Trento. Chi ha fatto il biglietto era bussato via, no? Non si faccio il bizzino. Certo. Dopo 3 anni, 4 anni, questi bizzini sono diventati manni e torresini e pagavano il biglietto, no? Perciò la mia è stata la semina per la Doris, di fare grandi i ragazzi torresini, sportivi, eccetera. Da poi pagassero il biglietto. Potevo notare che sei stato lungimirante. Sì, io dal 66 all'80 è morto il presidente allora di la Doris. Non potessi spiegare come ti è stata andata la selezione tua a presidente? Non senti? Non era nulla. Io ho 80 anni, è nato e purtroppo è morto, e il Bassolino Palacore, che era presidente della Doris. I miei colleghi hanno detto, Bruno Rubà, a rubare il presidente della Doris. Io ho accettato l'invito e sono diventato presidente della Doris. Il presidente della Doris ci preso, non dico la cifra, che sono le mie sassucca, un mutuo di denaro. E ci ho fatto una squadra di Minguzzi di Gagliari, portiere da Gagliari, Minguzzi, Furi, Giacalone, Garione, eccetera, ha sbagliato 12 giocatori. Come ti vi su calcio in questo tempo? Prego? Su calcio, su Fubalu, in questo tempo? Il calcio era sempre stato, per me era uno sport inarrivabile, cioè manco sognavo di diventare presidente della Doris io, ma assolutamente no. Ma quando poi ho toccato con mano, per me era ancora migliore, perché ho conosciuto un certo Luciano Moggi. Arriviamo a Moggi. E ti differenzia a Bahia da tanto, dai su calcio di Como, sia in suo giocatore che in sua tifoseria, secondo te come ti vedi questa differenza? Ma tanto io ero un atleta, correvo a piedi, facevo l'atleta leggera, poi ho fatto anche il campionato di corpo d'armata, fare il pentathlon internazionale, eccetera. Cioè ero sempre stato io nello sport comunque, ma non è calcio. Calcio, ripeto, sono nato torresino, perché lo Sassarese, quando nasci torresino, no, aveva un po' di manco, a chi vede la televisione, vede il giornale, non vede niente. Io sono una Doris e andavo a Doris. Quando sono entrato, e torniamo al discorso di presidente della Doris, presidente della Doris, per me era inarrivabile che Bruno Rubatto, e che si frainaccio, diventasse figliolo di Zappadori, diventasse, dico, presidente della Doris, no? Era vista un'emozione manna. È enorme. E non timias in qualche maniera? No tesoro, no, perché io sono anche nato molto, forse... Battagliero? Sì, battagliero, sì. Non mi fermavo per niente, per nessuna ragione. E questa tifoseria come ti vedi? Mi hanno sempre voluto bene, ancora oggi. Mi vogliono bene perché ieri sono stato ospite di un grandissimo entusiasmo sportivo a livello internazionale, eccetera, eccetera, dove ancora si ammenta di Bruno Rubatto. E tu hai sapito di settato, non solo devi diventare presidente, ma devi diventare uno dei suoi presidenti che ha inchito di più, forse su che ha inchito di più su questa torre.
e sono arrivato alla C1 a 3 punti da Serie B. Io mi dispiace dirlo, ma lo dico, Luggai era con me che non aveva mai vinto. 2 anni di Dorse e Cagliari e Dorse, rubato a Dorse ha sempre pareggiato, pareggiato non ha mai messo con Luggai. Non potete contare come è stata la selezione dalla Serie D a C2? Ho speso 40 milioni e ho comprato 4 giocatori dalla Nuorese: Brundu, Branca, Sapolito e De Marcos. 40 milioni al presidente allora della Nuorese e ho potenziato la squadra della Dorse e avevo fatto la Dorse 9 undicesimi sardi. Il portiere di Pasquale e la Bunta, la Sbarra, erano i 2 unici continentali, con 9 undicesimi sardi rubati e andando in C1, in C2. De che anno siamo fai? 80-81. 80-81. 81-82, 82-83, eccetera. E questa tifoseria come l'alleata questa cosa? Entusiasta. Entusiasta. Io ho fatto, c'era un certo Costanzo Spineo, mi ammento sempre, questo grande figura giornalista che mi ha fatto arrivare la Dinamo di Zagabria e abbiamo festeggiato la vittoria del campionato. Ma una vittoria che tutti non si aspettava nessuno che la Torse potesse dalla Serie D arrivi in C2, ma poi continuare in C2 con anni di gloria. E selezione a C1 che è stata poi questa che hai fatto con Zola, come ti è andata questa? È andata che a un certo punto volevo anch'io fare il salto di categoria e andare in Serie B e a un certo punto ho giubilato da Leonardi, allenatore. Però io ormai ero già spremuto, mi hai già speso tutto quanto, mi hai preso io, tutto quanto. E l'ho giunto a Leonardi, l'allenatore della Dorse, 86-87, mister, io vorrei vincere il campionato, però non ho soldi. Presidente, devo andare senza soldi lì. E una borraccia, non so ripetere adesso, no? E insomma, mi prende quel giocatore lì, e quel giocatore, quello. Del Fabio ha 39 anni, un baffone che non fila mai, era un vecchio, ma tu giochi ancora a pallone. E perché? Perché tanto male tu, 39 anni, e ho speso 0 lire. Petrella, 36 anni, speso 0 lire. Mario Piga, che è stato determinante per me, la Dorse, vecchie glorie eccetera, era già grandetto lui, giocava a Avellino, e l'Avellino fallita, è venuto a essere a Dorse. E la Giomaddio tramite amici a giocare a Dorse, no? E a un certo punto mi telefoneggia, fatta la squadra, mi telefoneggia un certo Fiorentino Pilonti, per chi non lo sa, grande giornalista della Nuova Sardegna, il quale dice: Bruno, una cortesia ti chiedo, dimmi Fiorentino. Io conoscevo anche il padre di Fiorentino, Raffaele Pilonti, il quale mi dice: mi devi fare un favore, di assumere Vannessanna come tuo consigliere da presidente, no? Io avevo già l'allenatore Leonardi, come consigliere. A un certo punto per me non ho problema, ha vinto con me il campionato 80-81, per chi non lo sa, Vannessanna era l'allenatore da Dorse, era il mio allenatore. Perciò avevo un grandissimo ricordo, un bel ricordo di Vannessanna. Quando il Fiorentino Pilonti mi ha detto Vallo Piazzeri, non hai però dovere di contraccambiare favore. E io ho detto Vannessanna, manca a fare la porta, dove di. Signor Bruno, diceva il signor Bruno, presidente, ascolti, guarda che c'è a Nuro, un grande giocatore. E come si chiama? Zola. Se è grande per lei, grande per me. Io non lo conoscevo ecco Zola. E arriva Zola a Ciarlo, Giano, invito a Zola e viene con un dirigente della Nuorese, un certo Pilas, a Vazzidaggio. E quanto li volete di Mazzola? 80 milioni. 80 milioni. Magari Zola, lì su vicinato. Ma se qua si rubano per una brassemma, no? Ma mi sono limitato una brassemma e ha detto, fate un piazzino, andatevi a casa, ma subito però a me. Che mi senti ne ha fastidio, ma tu ne hai figli, lei ne ha figli lì, e ha due figlioli, è sicuro che sono suoi. A che tu dici che Zola era suo? Un giocatore, non Zola, no, un giocatore non può mai di nessuna persona fisica, il giocatore è della società. Certo. Che continua a dire, Zola è il mio,
mi è venuto il posticale di dirle, ma vostro è figlio di Anna. E si usa solo su. Era un gigante, e poi ci mandato cacciati via da Sassari. Ha giocato un tempo di un'ora e mezzo a Zola, arrivando a Oliena, Curuvabu. Ha chiamato domani sera, vieni tu e babbo io. È giunto, e Zola ha fatto il suo fatto. Ma è vero che sul primo periodo non lo facevano giocare? E provitte? No, non potevo giocare, ecco Leonardi era un artista Leonardi, perché Zola, che da tutti è stato richiesto a fare tornei estivi, no? Ed ha fatto i tornei estivi. Quando è andato in ritiro, non è che abbia detto a Leonardi, mica sono qui allenato io, non ha detto niente. Perciò gli ha fatto fare una preparazione come che fosse, dico, riposo. Invece l'ha allenato. Quando ero vicino a Villanova Monteleone, lui era in ritiro, mister, mi fanno male, cosa c'hai? Così, e perché non me l'hai detto? E per 11 giornate, non è che non ha fatto i Ugani, ha riservato un mistero per non arruinarlo, per riposarsi dal dolore che aveva. Dopo ha cominciato. Quell'anno sono arrivato a 3 punti dalla Serie B, dopo 11 partite che non ha fatto Zola, attenzione. Che se avessi giocato nel calcio non si sa mai se vinceva no o non vinceva sì. Io non ho vinto per fare 3 punti. Non si può raccontare di quella trasferta in Alessandria, come ti sta andata? Quella di questa promozione, no? Sì, signore, lo siamo battiti. Hai noleggiato una nave? No, io sono andato prima a prendere una nave e a Santa Viaggi. Un certo Niccolino mi ha detto, ma Presidente, non è possibile che você voglia una nave, un aereo. No, tu non hai compreso, voglio una nave. Perché hai inteso, Lugaroli di Sassaresi era chiesto di pigliare e assistere, presenziare alla partita Alessandria Dorse. Perciò avevo visto io di volere una nave. Non una nave, no, prima di 2 navi. Anche in Alessandria era 6 miglia, non 2005, non 3 miglia. Mentre la nave. No, era 6 miglia. Perciò sono giunto a come si chiama all'Alessandria, non so documenti, per 6 miglia, 6 miglia. Ha fatto la rete Mario Biga, ecco, mi sono inventati che ha segnato Mario Biga, mi pare che aveva 36 anni, già vecchito, l'ha fatto da maestro, l'ha fatto a Zola, perché Mario Biga si seguiva. E questa cessione di Zola come ti sta andata? A un certo punto, era un mattino, si è pensato che vi dei segnali da parte di un certo, era il mio direttore sportivo, Barbanera, un certo Barbanera, che era grandissimo in Italia, amico di Luciano Moggi. E Barbanera, che ripeto era il mio direttore sportivo, ha telefonato a Moggi, mandami a vedere dei giocatori, che qui ce n'è uno che è speciale come giocatore, come tutti i giocatori, talmente bravo, mandala a vedere dai tuoi colleghi, collaboratori, eccetera, 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 a vedere quanto è bravo. Quando si è pensato Luciano Moggi che era bravo, mi ha invitato a Roma a dirmi, Presidente, gradirei offrire un pasto, venga a Roma con Barbanera, perché voglio portare con voi. E se ci ho fatto, ha pigliato un aereo, sono andato a Roma con Barbanera e abbiamo pattuito l'Umbriscio di Zola. Quanto ne vuoi per Zola, Bruno? 1.200.000.000, ci ho detto. Abbiamo un certo Tarantino che ha 18 anni e ci ha che aveva legito 2 euro nella Gazzetta dello Sport. Napoli acquista un certo Tarantino di Catania fa giocare a Napoli 1,5 milioni, 1,5 miliardi, 1.500.000.000. Poi c'è un Tarantino che non è calcio del pesce, ha 18 anni. Zola è già un giocatore. Perciò chiedo se è possibile la matessi cifra.
No, Bru, ti do 1.150 milioni. E ne la finimo però. Non dimmo dove. Brucia, se tu mi dici così, io sono anche ubbidiente. Va bene, 1.150 milioni. Quando siamo andati, finito il campionato, abbiamo vinto il campionato, siamo andati a Napoli e torna via un direttore sportivo, il quale ha detto a Moggi che si smettivano da zia 70 milioni all'anno a Zola, visto che ha rubato in Serie C da 70 milioni a Zola, almeno 100 da tu sei in Serie A. A cosa? Io non ti guardo, dico solamente che mi esce da mezzo a qualche ora. Se non ti poni d'accordo, dovete sapere che vi caccio via, mi si mando. 1.150 me l'ha già dati, 70 milioni alle biglia e io ve li confermo, ma non mi domandate di un franco in più. Quando se n'è andato Moggi, ha giudito il procuratore, ovviamente come si chiamava, di non rompere i cattoli. Io mi davo 1.150 milioni. Se sono 70, sono 69, 71, a me poco mi interessa. Mi interessa 1.150 milioni. È giunto Moggi, d'accordo, ciao, va bene quanti di tu, 70 milioni, canto da qui. A che Moggi aveva detto Buru, che si è rubato, si è vinto un campionato, anzi fosse 10 milioni. E io ne ho 250 milioni, si è vinto uno scudetto. Perché per la Posa l'hanno vinto lo scudetto il Napoli, che si è fatto male Maradona, ha pigliato lo muscolo di Maradona e ha vinto un campionato il Napoli, l'anno 86-87. Ma si narra che Moggi queria dargli convidare su caffè e te potevo narrare di questo, È un caffeino, un caffeino vada a Moggi per carità, perché ma un caffeino però mi. E boh, non mi piace perché non ti posso più ripondere. Voi intendete ancora con questo giocatore del Torres di questo anno? Ah, con Zola? Con Zola e con tutto il suo sattero. Sì, caspita, Mario Biga andava avanti ieri, non se le mani, Mario Biga ha fatto una presentazione, Mario Biga, che non so quanti siano che ricevono dopo 30 anni, ormai passati, sono passati dalla del campionato, 87, siamo in 3. Ma Mario Biga mi adora, no, non mi va bene, mi adora ancora. In cui anno ti è mancato per la promozione in Serie B? È strano, no? Dopo 4 partite, dopo i 4 partiti, si è fatto Casertana a Dorres, vinto la Dorres 1-0, ha segnato Zola. La D non giocava la Serie A, perciò c'era Moggi in tribuna a Caserta. Finita la partita, Moggi è entrato nei spettatori e ha detto, stranamente ha detto, stai attento a Cagliari e Foggia. Dopo 4 partite però, per chi non lo sa, Moggi allora era il numero 1 del calcio italiano, a livello internazionale, nazionale, di tutte le categorie, dal Giracci all'A. Questa stranezza che ancora mi chiedo io, come ha fatto il Sommo? Sono rivinti tutti e due, Cagliari e Foggia in serie B, stranamente. Come ha fatto il Sommo? Dopo i 4 partiti? A dirmi a me, stai attento a Cagliari e Foggia. Allora nel calcio, questa è la mia impressione, attenzione, quando viene menzionato ma anche Paolo Rossi, tanto per parlare il nome, no? Povero Paolo Rossi. Sì. È stato anche lui, come si dice, pulito, multato perché calcio scommesse, no? Cioè da allora, fai vedere 30 anni fa, 35 anni fa, stiamo vedendo, a oggi il calcio è sempre stato malato. Perché non è possibile che Luciano Moggi mi dica da 4 partiti, stai attento a Cagliari e Foggia. Stranamente ha vinto, sono in Serie B, Cagliari e Foggia. Bruno, siamo quasi a questa congruita, a questa serrata.
Quero narrare due paraulas a sus tifosos torresinos de oe. Sicuramente Torresino. Dico solamente una cosa, di essere vicino al dirigente, al presidente, mi pare si chiama Gianluigi Binna, il presidente davanti, no? Ecco, stare molto vicini, perché merita questo e altro. Noi ti torniamo grazie per questa bella intervista, per questa bella regionata, non si è ammentato cosa bella di Torres, salutiamo i spettatori e passiamo la linea a Maria Giovanna Cherchi per l'ultimo luogo di incanto di questa puntata. Salutos a tutti. Forza Torres, di sicuro rubato, Forza Torres. Forza Torres. Finas dai su Medioevo. Sa città de Tattari fi dinghiriata dai muros artos, che da tanto in tanto fin bardiados dai durrer de vedetta. Sa cinta murada non poteva mancare a una città che fi diventata libero comune. Fi stata cominciata a pesare in su secolo dreghi dai sos pisanos, torrata a fregare da sos genovesos e acconzata dai sos aragonesos. Teniat una longaria de 2,5 km, con 36 turres quadradas e una tunda chiamata Turondola. Custas muradas, naschidas pro fager difesa contro a sos inimigos, non ha permitido a sa città de poter crescere e desimmannare. Gai, in su secolo de Gennoe, ne l'aian bettadas in maniera coordinata e a lungo in su tempus. De sa porta Uzzeri, de sa porta Sant'Antoni, porta Roseddu, porta Casteddu e porta Noa, oe non ne resta datteru che su numene. Ma i canto strettor de muru e ses turres in treas, las podimos ancora iere in cursu Trinidade, in cursu Vicco e in Carrela Turredunda. In su 1330, in sala arta desabitato, fi stato fregato un castello aragonesu, derutto in s'anno 1877. De questo castello si può visitare via dos pianos su terra, de su barbanne fregato posca de su 1500.